Flagellata dal maltempo, la Castellana l'area più colpita tra Castelfranco ed Asolo. Il presidente della provincia Marcon: senza le casse di espansione sarebbe stata l'apocalisse. Idrovore anche dall'Emilia Romagna. Ma a Castelfranco c'è anche polemica per la mancata allerta. Tanti magazzini allagati soprattutto in centro, merce da buttare. Appello di Zaia a documentare i danni. Storie e voci da Castelfranco, dal negoziante disperato all'automobilista rimasto tutta la notte fuori con l'auto bloccata nel fango, fino alla paura rientrata per un minore scomparso. Ad Asolo 15 famiglie isolate da una frana e anche qui danni, allagamenti e disagi. Le testimonianze: il livello del Muson salito di 3 metri in mezz'ora. A Musestre di Roncade a pagare il prezzo più alto le abitazioni di via Sant'Eunisto, danni e disagi anche a Casale sul Sile, San Biagio e San Zenone degli Ezzelini. Situazione meteo in miglioramento, ma l'allerta regionale resta fino alle 14 di domani nei bacini del Basso Brenta, Bacchiglione, Basso Piave e Sile per il transito del colmo di piena. Bandito del Tombino, in azione a Villorba, spaccate nella notte le vetrine di 2 attività, una palestra e una ditta di autoricambi, 2.000 euro il bottino, indagano i carabinieri. Domani Papa Francesco riporta il sereno in Veneto. Verona abbraccia il pontefice per una giornata dedicata alla pace. Dalle 7 del mattino la diretta non stop di Antenna 3. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano l'ondata di maltempo, è un bilancio in evoluzione, quello appunto del maltempo che ha colpito la Marca trevigiana. Centinaia gli interventi, frane sulle strade, allagamenti nelle case e nei negozi. Anche dall'Emilia Romagna sono arrivate le idrovore. Sono state delle ore molto difficili, una notte altrettanto difficile con diversi punti di criticità, in particolare provati nei comuni di Castelfranco, di Asolo, di Riese, San Zenone, tutta un'intera fascia. Bisogna tenere duro, gli interventi ci sono stati fin nell'immediatezza dei fatti e stanno continuando ancora adesso per restituire la normalità a tutti quanti. Il prefetto di Treviso arriva al centro operativo di Castelfranco dopo una notte da tregenda. È qui che si fa il punto di un'emergenza che nella Marca occidentale non ha precedenti nella storia recente. Muson e Avenale i fronti caldi, ma frane e allagamenti si sono registrati su tutto il territorio, dall'Alto Piave al Sile. Smottamenti a Catena di Villorba, allagamenti diffusi a Ponte di Piave, criticità varie dal Montello a Casale sul Sile, Maser, San Biagio, Silea, Vidor, Cornuda e Valdobbiadene. Chiusa la provinciale 1 sul Mostacin. L'allerta è iniziata verso le 19, ma la situazione è peggiorata nella tarda serata con il potenziamento dei dispositivi da parte dei vigili del fuoco. Ho raddoppiato il turno, ho fatto rimanere il turno smontante, e tant'è che in nottata abbiamo fatto circa 60 interventi. Ad oggi gli interventi effettuati sono 100. Altrettante le richieste in coda, 150 circa, smaltite nel corso della giornata con aiuti arrivati anche da altri territori. Abbiamo fatto arrivare 3 grosse idrovore dall'Emilia, mentre 2 sono da Vicenza, oltre alle nostre 2 idrovore che abbiamo qui a Treviso. All'emergenza si è sommato per qualche momento anche l'allarme per un minore scomparso in zona Treville, lungo l'argine del Muson. Era al telefono con il padre quando è saltata la linea, da lì l'allarme. Quindi si è avviata l'attività di ricerca da parte dell'Arma dei Carabinieri con il supporto dei Vigili del Fuoco e di volontari, e successivamente il ragazzo invece è rientrato a casa. Ringrazio pertanto tutti gli enti interessati che hanno prestato la propria opera in tutte queste lunghe ore, e soprattutto ringrazio la popolazione per la compostezza e la prontezza che ha avuto nel rispondere a questi eventi. Senza le casse di espansione sarebbe stata l'apocalisse, dice il sindaco di Castelfranco Marcon. Intanto da Luca Zaia l'appello ai cittadini a documentare i danni. Per Castelfranco è stata una notte pesantissima, perché
avete visto che il Muson ha raggiunto il picco storico dei 3,77 m, non era mai successo. La Venale ha tracimato da Bella Venezia a via Ospedale e l'acqua ha raggiunto piazza Giorgione. La copiosità della pioggia non ha consentito di scaricare in tempo reale. È stata una notte lunghissima per Castelfranco Veneto, dove il combinato disposto di Muson dei Sassi e Avenale ha segnato ore emergenziali. Tanti gli allagamenti dal centro a Bella Venezia, ma assicura Marcon poteva andare molto peggio. Fortunatamente a Castelfranco Veneto sono state realizzate dalla Regione 2 casse di espansione importanti, una che lamina appunto l'Avenale, l'altra il Muson, e questo ha consentito che non si concretizzasse un'apocalisse in città, pur patendo dei disagi importanti. Di evento straordinario, numeri e grafici alla mano, parla la stessa Protezione Civile. Questo è il territorio di Castelfranco Veneto, i 100 mm sono proprio concentrati nella zona centro-nord di Castelfranco e poi tutta la zona verso nord, verso Asolo, Castelcucco. E questa invece è l'andamento del Muson di ieri sera, che ha avuto un'impennata improvvisa verso le ore 20, arrivando da 40 cm di altezza a 3,77 m nel giro di 2-3 ore, ed è proseguito praticamente tutta la notte, superando la terza soglia di sicurezza, quella dei 2,90 m. Erano sicuramente decenni che il Muson non arrivava a 3,77 m di altezza. Dopo 24 ore inizia la vera conta dei danni, con un'indicazione generale che arriva anche dalla Regione. Si documentino i danni, quindi si facciano le fotografie, se si fanno spese, si mettano da parte le ricevute, si raccolga tutto questo materiale, si porta, il Comune ne farà una raccolta per le singole posizioni, dopodiché i diversi comuni le portano in Regione, la Regione redigerà quello che è il piano di richiesta dei danni a livello nazionale. Ed ora la disperazione di chi ha perso tutto e le polemiche, anche disastro che si poteva evitare, dicono i commercianti. Il disastro era annunciato comunque, questa è la cosa che mi fa rabbia, perché si poteva fare sicuramente qualcosa per evitare tutto questo. Siamo proprio alle pezze, cioè con quest'altro episodio veramente dobbiamo valutare cosa fare del nostro futuro, questa è la verità. Ci sono rabbia e sconforto nelle parole di Massimo Diana, negoziante del centro di Castelfranco Veneto. A ridosso di piazza Giorgione sono tante le attività finite sott'acqua e in molti lamentano l'assenza di preavviso. Penso si potesse un po' prevedere, dato che ore prima era successo a Vicenza che erano già andati sott'acqua. Un bel scossone, insomma, perché nessuno, penso, se lo aspettasse. Eravamo un po' impreparati perché non era stato segnalato nulla. E quindi adesso cerchiamo di rimettere in piedi tutto al più presto. Una cosa così io non l'ho mai vista, sembrava l'apocalisse, una cosa proprio mai vista. Tutta quest'acqua io non so da dove venisse. E il problema è che adesso ho ancora acqua, perché ho il muro, continuiamo a tirare su acqua. Non ci voleva, ragazzi, non ci voleva. Spettrali gli scantinati, usati come magazzini, tanta la merce letteralmente da buttare. Avevamo l'acqua alta fuori che entrava su tutti i negozi, eccetera, eccetera. E qui sotto tutto allagato. Noi qui abbiamo avuto dei problemi, sì, ma noi abbiamo anche le condutture del canale qui che entrano, quindi è tutto un po' un qui pro quo. Ma la situazione forse più critica è nel quartiere di Bella Venezia, dove è rimasta chiusa anche la farmacia. Colpiti soprattutto i mobili e probabilmente i computer, ma non si può sapere fino a che non ci sarà di nuovo la corrente. Ieri sera abbiamo trovato il disastro, poi stamattina sono arrivati i primi soccorsi. Era successo 27-28 anni fa, ma non così forte, che era sempre staripato la Venale, ma non così che tracimava dai lati. Ivo Sponchiado, pizzaiolo, stava rientrando a casa dal suo locale. La sua storia è quella di una tragedia sfiorata. Questa è la mia macchina e sono arrivato qui ieri sera quando è arrivato lo scroscio e la macchina si è impiantata. Sono stato ospitato nell'auto di signori che abitano qua un po' più avanti. Stamattina con l'acqua al ginocchio sono riuscito ad andare a piedi, capotandomi anche perché non vedendo con l'acqua al ginocchio c'era tutto coperto. Mi sono anche cappottato, quindi ho fatto un bagnetto. Dopodiché è arrivata mia moglie dall'altra parte con la macchina della pizzeria e mi ha recuperato e sono andato a casa. A Bella Venezia c'è anche Roberto Trentin che in pochi minuti ha perso tutto. 40 anni della mia vita.
dai mezzi, dal posto dove vivevo e tutto quello che ne consegue, l'abbigliamento, tutto, mobilio, qualsiasi cosa che, cioè, dove uno risiede a casa. Non ci sono parole, ecco, diciamo che in 20 secondi da quando l'acqua ha buttato giù il bascolante dopo non c'è stato più niente da fare. Pesantemente colpita anche l'area dell'Asolano, il Muson dei Sassi è salito di 3 metri in poco tempo, esondando in tutta la pianura ai piedi della rocca. Il punto con il sindaco di Asolo, Migliorini. Borgo Lauro è il punto più critico dell'emergenza alluvione ad Asolo. Frazione ai piedi della rocca vede tutti gli scantinati di questi condomini completamente allagati, ma è un po' tutto il territorio ad aver subito danni ingenti dalla pioggia torrenziale di ieri, che in meno di 30 minuti ha riversato 10 centimetri d'acqua per metro quadrato di terreno. Ondate di maltempo così, una devastazione così importante non se la ricordano. Sindaco Migliorini, che da ieri sera sta coordinando gli interventi. Che la zona collinare è stata colpita da movimenti franosi, cedimenti di muri di contenimento, chiusura di strade, mentre la parte sud, ma anche il Casonetto, Pagnano, Casella, Villa d'Asolo, Lauro, Sant'Apollinare sono state alluvionate. I cittadini, io dico in primis, fate molte fotografie perché sono essenziali per poi accedere ad eventuali ristori statali per i danni subiti. L'acquedotto, in questo ambito abbiamo la sicurezza che ci viene data dall'Alto Trevigiano Servizi che l'acqua non ha subito contaminazioni, che il sistema delle acque nere continua a lavorare a pieno regime. Domani le scuole medie saranno aperte, dal lunedì riaprirà anche l'asilo nido, le scuole materne e le scuole elementari. Mi sono venuti a dare una mano quelli che l'anno scorso sono andati sott'acqua? Questa mattina sono arrivati da Ferrara e da Bologna vigili del fuoco con le idrovore importanti per questa tipologia di emergenza di protezione civile. Ed ora le storie delle persone che hanno vissuto questa alluvione nell'Asolano, una quindicina le famiglie isolate lungo strada San Martino e poi gli altri punti del comune maggiormente colpiti da Villa d'Asolo a Borgo Lauro. Vediamo. Troppa acqua, un disastro. Non era mai successo comunque qua, non era mai successo una cosa del genere qui in via davanti, sul davanti qua. Però vedo che anche la strada verso la Rocca comincia a fare delle buche sull'asfalto, è preoccupante insomma. Circa mezzo metro qua sul piazzale, è entrata dappertutto, dalla cantina alle sale a tutto insomma. Quanti danni? Non abbiamo quantificato ancora. È arrivato di tutto qua, da ruote a bidoni a tutto qua davanti al piazzale. Perché veniva giù dalla collina? Dalla collina, sì, dalla collina. Mai vista una roba del genere? No, in 14 anni che siamo qua mai. Nel giro di 10 minuti si è riempito il Muson, perché dai campi è successo, mi è già entrata altre 3 volte l'acqua. Però così vede i livelli dove sono. E poi voi avete tutti i materiali, tutto finito tutto sotto il fango? Sì, tutti gli elettrodomestici, tutto quanto, e quindi rimango anche al buio. Siete passati da 80 cm del Muson di Sassi a 3,80 metri? Guardi il livello, guardi le porte, cioè questo mobile era tutto rovesciato giù con le porte, quindi quando lo apro dovrò buttare tutto, come del resto tutto dentro. Questo, mia figlia ha tutti i documenti dell'attività, dovrà buttare tutto. Un divano è già stato messo di là per la discarica, questo vede anche questo come siamo messi. Qua devo ancora aprire, vediamo. Cioè, non so. È stralipato il fossile qui vicino ed è entrata l'acqua. Ma voi non avete i problemi ad esempio di là del Muson di Sassi? Cioè voi qui proprio perché non teneva più niente? E chi lo sa? Abbiamo chiesto e nessuno ci sa dire niente. È la prima volta che vi capita? Così sì. Così sì.
così è una cosa veramente molto... è che siamo terrorizzati, perché se il tempo non tiene e fa ancora, cosa facciamo? Voi avete cominciato a pulire da quando? Dalle 8 di ieri sera fino alle 3 stamattina. Siamo venuti a aiutare qualcuno, vicini di casa qua. Ecco, la solidarietà qui si vede, si sente. Hai visto? È già pulito, a posto. E state operando dentro questa casa da quando? Da stamattina alle 6. Ed è uno di tanti interventi? Sì, mi sa che ne avremo per diversi giorni. Ma qui quanto sotto, cioè quanta acqua c'è? Tutti i garage pieni. Quindi siamo cosa? Metri e metri? Circa 3 metri in tutto, totale. Da Asolo a San Zenone degli Ezzelini, vediamo cosa è successo in quest'area. Appena sono arrivato qua al disastro, c'era questo fiume qui che aveva già tracimato tutto quanto, c'era la strada che era un lago, si può dire un lago, un fiume in piena, e dopo con la forza dell'acqua ci si è rotto dell'area delle finestre di aerazione per il magazzino, da lì è entrata l'acqua, ha fatto il disastro. Anche la frazione di Carainati di San Zenone degli Ezzelini, e le immagini dicono tutto. Giovedì sera è stata colpita con violenza estrema dal maltempo che si è abbattuto su tutta la regione. Strade trasformate in torrenti in piena, garage, scantinati e magazzini interrati come quello del supermercato in centro paese completamente sott'acqua, come ci racconta Roberto Bordignon. Voi alle 2 stavate ancora cercando di sciacquare le cose dal fango con acqua? Certamente, perché altrimenti se non pulivi subito poi rimane il fango si indorisce e non ci riesci più a toglierlo. Un'agonia per tanti residenti a ridosso del centro di Carainati. L'acqua è arrivata proprio al limite. Sì, è arrivata al limite e per fortuna con l'aiuto dei ragazzi all'ultimo minuto ci siamo accorti che usciva dal fosso e abbiamo installato i pannelli che fortunatamente avevamo a portata di mano e così ci siamo salvati, ecco. Tutto fango. Paura ieri? Ieri sera, guarda, è arrivata. È entrata in casa anche? Certo, da me e anche da mio fratello, scantinato quasi mezzo. È arrivata proprio fino a Mureta. Sì, addirittura la Mureta di là, guardi, ha scavalcato, ma il casino era là, sul fosso, perché non passava sotto il ponte, che buttava fuori. Ecco. Abbiamo trovato il fango dentro i immobili e tirato fuori tutto quanto. Abbiamo già spostato tutto, tolto i battiscopa e niente, passare ogni cosa a mano. È tutto bagnato, il divano, le sedie, tutta la roba, cioè quello che si può salvare. C'è rabbia. C'è rabbia e c'è molta frustrazione per non capire il perché è successo di nuovo queste cose qua. A Roncade, ora dove in località Musestre a pagare il prezzo più alto sono le abitazioni di via Sant'Eonisto e un asilo nido è andato completamente sott'acqua. L'acqua saliva e ha distrutto pavimenti, mobili, giochi dei bambini, tutti i quaderni con le raccolte dei disegni, di tutto. Non abbiamo più nulla, abbiamo perso tutto. 9 anni di attività in fumo in una notte. Fuori dal giardino della scuola asilo e materna Essenza di via Sant'Eonisto è accatastato di tutto, anche i listoni di laminato del pavimento che nella notte inzuppato di acqua si è alzato. Eccole e sono da buttare. Il segno dell'acqua sui muri, qui dove i bambini mangiano e fanno attività. L'acqua ha superato il metro. Questa era l'altezza in cui arrivava l'acqua, perché tutto quello che c'era qui dentro era sotto acqua. Una struttura che ospita 50 bambini e dà lavoro a 13 persone. E ha cominciato ad allagare tutta la taverna e siamo arrivati a quasi anche 1 metro di altezza dell'acqua. Sì. Poi la protezione civile è arrivata, ci ha aiutato tantissimo con le pompe. Questa mattina è stata una gara di solidarietà tra genitori e nonni per aiutare a portare fuori e liberare, per iniziare almeno a pulire. Hai dato una mano oggi? Sì.
Siamo nella parte più bassa del paese, via Sant'Ionisto, che dal Musestre scende verso questo abitato. Ingenti i danni anche nelle case vicine. Da quello che ci ha detto la protezione civile è stato un problema delle pompe fognarie che non riuscivano a scaricare l'acqua, per cui non funzionavano più e l'acqua è ritornata in superficie e quindi ha cominciato ad allagare tutto e ha cominciato in questa fossa, diciamo, del paese, e siamo arrivati che praticamente l'acqua copriva tutto il giardino. La struttura, gestita da un'associazione, ora ha chiesto aiuto per rialzarsi, per ricomprare almeno in parte l'attrezzatura e ripartire. Abbiamo adesso fatto un post sia su Instagram che su Facebook per raccogliere delle donazioni per ricomperare tutto quanto. A Casale sul Sile, ora dove la situazione più critica tra le vie Torcelle, Damiano Chiesa e via Saccone, con garage scantinati finiti sott'acqua, acqua che è arrivata a lambire il porticciolo. Arriva, lascia cavare dopo. Lascia cavare. Abita questa anziana in una delle case che lambiscono il porticciolo. L'acqua è arrivata fino all'uscio, ma chi conosce il Sile è abituato. A decine tra i residenti questa mattina hanno raggiunto la riva per ammirare lo spettacolo. La specie vedere il fiume così. Sì, ma l'ho visto tante volte io. Sì. Il Sile si allarga, quindi sembra un lago. Ma fa paura? No, io abito qua, ma non paura no, assolutamente no. Grazie. Mai avuto paura. Questo gruppo di cicloturisti in viaggio dalla Germania diretti a Venezia ha già dovuto cambiare percorso 5 volte. Ogni volta che abbiamo cambiato percorso per cercare di trovare una nuova via abbiamo trovato acqua. Dobbiamo arrivare a nuoto a Venezia. Ha meno voglia di parlare il titolare del porticciolo, alle prese da questa mattina con una situazione da risolvere. Visibilmente preoccupata la sindaca di Casale, Stefania Golisciani. L'acqua del Rio Serva ieri sera è entrata in via Torcelle. Qui invece il Sile è salito toccando le abitazioni di via San Nicolò. Abbiamo i terreni che sono pieni d'acqua e quindi abbiamo difficoltà a gestire un eventuale ulteriore evento atmosferico avverso, perché i terreni sono molto, molto pieni d'acqua e quindi non riescono ad assorbire il quantitativo che ora hanno acquisito. In mattinata il sopralluogo in via Torcelle, dove è entrata da subito in azione un'idrovora. C'è stato un insieme di concause, tra cui in particolare c'era una parete aperta che dal Rio Serva ha fatto entrare l'acqua dal canale sulla strada, quindi avevamo la strada completamente allagata. Fortunatamente sono intervenuti quelli di Acque Risorgive con la pompa che loro hanno qui a drenare insomma l'acqua. C'è mia sorella che abita dentro e ce l'aveva fin dalla porta della cucina, ma non si passa adesso, non si può. Io in carrozzina purtroppo non potevo uscire e niente. L'acqua qua è anche entrata nelle case. Sulla parte più avanti, sì, sulla parte più avanti è un condominio. È andato l'interato sotto acqua, un'abitazione e 4 casette a schiera con i garage, con le motopompe che andavano fuori. A San Biagio ora con l'esondazione del fiume Meulo, a Rovare diversi residenti bloccati dall'acqua. Ad aggravare la situazione il fatto che il consorzio sia intervenuto alcune ore dopo perché impegnato in altre emergenze e aprendo, dice la sindaca Pillon, solo una chiavica per evitare che altri comuni limitrofi fossero allagati. Ieri pomeriggio. È suo il cane? È mio. Sì. È spaventato? No, non è spaventato, è un po' scocciato più che altro, sì, anche lui. No, è da ieri ieri pomeriggio che è fermo, per cui adesso ho preso gli stivali e l'ho portato fuori. Da che ora siete bloccati? Io sono stato a casa ieri sera, ero uno dei primi che ha visto com'era la situazione qua e infatti ho lasciato la macchina in piazza. Fatto bene perché il garage è allagato e niente, ho la fortuna di abitare al primo piano. I suoi genitori sono bloccati in casa? Bloccati in casa, mio nipote abita sotto il piano terra e a 20 cm di acqua e quindi niente, adesso aspettiamo che scenda, che da stamattina adesso non è sceso quasi niente, quindi stiamo a vedere, altro non possiamo fare adesso. Mai successo? Mai successo. Io una vita che sono qua, ma i miei che ancora di più, mai successo, quindi non so che dire. Come state lavorando, come state operando? In sicurezza, come al solito. Quante pompe?
Adesso le abbiamo staccate, ce ne sono 2 piccoline, adesso ci stiamo spostando in un altro sito dove c'è più necessità. Tutto lì. Quanto tempo ci vorrà? Questo non lo so dire. Sembra difficile valutare quelle situazioni qua. Sono delle difficoltà che state trovando? No, le difficoltà sono sempre quelle che l'acqua arriva e bisogna portarla via. Come si chiama? Gaudenzio. No, ci sono famiglie bloccate. Sì, questa è la nostra preoccupazione più grande, che in primis stiano tutti bene, chiaramente i danni ci sono, adesso aspettiamo, attendiamo. Siamo stati fortunati perché comunque il territorio è vasto, almeno qui è rimasto qui, speriamo insomma, andiamo avanti, forza. È successa una bomba d'acqua, è chiaro che il fiume Meolo questa notte ha esondato attorno a 00:30 e nel giro di neanche mezz'ora ci siamo trovati sommersi. Tutta Via Grande nella frazione di Rovarè e in particolare via San Nicolò ha avuto un'ingente quantità di acqua dentro le abitazioni e anche nei garage e nei sottoscala. Abbiamo chiesto da subito l'intervento anche da parte del consorzio, però stante la situazione di emergenza diffusa purtroppo è intervenuto tardivamente quando insomma la situazione era già in estrema emergenza. Dopodiché sono state aperte anche le chiaviche, però è chiaro che il deflusso delle acque è stato molto lento perché tutti i canali erano pieni. Quindi da parte nostra anche chiediamo che vengano fatte le adeguate manutenzioni nei fossati, perché questo sicuramente aiuta il deflusso delle acque e anche ad evitare assolutamente il tombinamento dei fossi, perché sappiamo bene che queste opere idrauliche servono affinché in questi casi di estrema emergenza ci sia la possibilità dell'acqua di avere i propri corsi dove far correre l'acqua. E cosa ci aspetta per le prossime ore? Nel servizio sentiamo le previsioni del tempo del generale Giancarlo Iannicelli. A meno di 15 giorni dall'inizio dell'estate meteorologica il tempo rimane instabile, estremamente instabile, e l'abbiamo visto con le piogge forti dei giorni scorsi, delle ultime ore. Fortunatamente, ecco, in questa variabilità l'anticiclone adesso rimonterà velocemente. Il sistema perturbato, come vedete dalle immagini della carta del tempo, si allontana ulteriormente verso est, verso l'Europa orientale, e permette 2 giorni di tempo veramente soleggiato. Prevediamo infatti su Treviso, ma su tutto il Trevigiano, cielo in prevalenza sereno, una modesta attività cumuliforme durante le ore pomeridiane, forse più intensa a ridosso dei rilievi, ma nulla più. Ma il tempo appunto continua nel copione della variabilità, e infatti lunedì già c'è un piccolo peggioramento e poi da martedì un nuovo tempo estremamente variabile e instabile, quindi con possibilità quasi per tutta la settimana di qualche temporale, di precipitazioni, ripeto, ad intervallo, quindi con anche schiarite. Certo è che il tempo ancora non si stabilizza e, ripeto, con l'avvicinarsi addirittura dell'estate. I venti intanto saranno deboli con rinforzi dai quadranti meridionali, le temperature anche queste si ballerine, passatemi il termine, infatti per domani 24-25 gradi di massima, domenica già cala qualcosa e poi nella settimana che entrerà avremo massima poco al di sopra dei 20 gradi, le minime dai 13 ai 15 gradi. L'Alta Adriatica è previsto mosso. Ed ora linea alla regia per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, proseguiamo con la cronaca. Grave incidente domestico nel tardo pomeriggio di oggi a Casieri in via Marco Polo, dove 2 anziane sono state investite da una fiammata scaturita da una bombola del gas. Subito soccorse, le 2 donne sono state trasportate all'ospedale Cafoncello di Treviso. Le loro condizioni non sembrano fortunatamente gravi. Sul posto i vigili del fuoco e di carabinieri che hanno messo in sicurezza l'area e stanno accertando le cause della fiammata. Ed ancora cronaca, ladro del tombino in azione a Villorba, spaccate nella notte le vetrine di 2 attività, una palestra ed un'auto ricambi.
Utilizzando un pesante tombino ha prima tentato di spaccare la vetrina di un negozio di bici, poi, non riuscendo a rompere il vetro antisfondamento, si è rivolto alla vetrina dell'attività vicina, la palestra Elysium in via Roma a Villorba, e stavolta il colpo è riuscito. Il ladro è entrato nella palestra ed ha arraffato dal bancone il denaro che ha trovato. Il raid è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del negozio vicino, ma non finisce qui, perché il malvivente ha poi rivolto la sua attenzione ad una ditta di autoricambi sempre in via Roma. Anche qui, sempre utilizzando il tombino, l'uomo è riuscito a rompere la vetrina ed impossessarsi del denaro contenuto nel registratore di cassa. Il bottino per entrambe le attività si aggira sui 2.000 euro complessivi, ma sicuramente maggiori sono i danni provocati. Sul posto stamane sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che ora conducono le indagini. Dopo la storica e emozionante giornata di Venezia, che ha visto il Santo Padre in visita in Laguna, Papa Francesco torna in Veneto e sarà domani a Verona nel nome della pace, un altro evento che Antenna 3 vi racconterà in diretta con una nuova edizione straordinaria non stop dei nostri telegiornali a partire dalle 7 del mattino, per seguire come sempre passo dopo passo con i nostri inviati le nuove tappe del Pontefice. Appuntamento quindi domani mattina a partire dalle 7. Ed ora andiamo a Pieve del Grappa, dove è tutto pronto per la kermesse in programma domani sera, Crespano di Note. Crespano di Note chiude sabato sera il centro del paese al traffico e lo spalanca alla musica, con 9 formazioni che si esibiranno in altrettanti punti strategici del centro, dalla rockabilly al rap locale, dal reggae in salsa veneta al rock a partire dalle 18. Nel Duomo di Crespano alle 19.30 l'organista di fama internazionale Donato Cuzzato si esibirà in un repertorio che spazierà da Bach a Marcello. Sino a notte le bancarelle dei produttori locali e delle associazioni animeranno le vie. Sarà una rotazione musicale che inizia dalle 18 fino a notte inoltrata. Ci sarà un presente street band, ci sarà presente tutti i ristoratori che propongono le loro pietanze, principalmente tutti quei prodotti locali per distinguerci e dar valore proprio al nostro territorio. Coinvolta anche la Proloco Crespanese nella nuova formazione presieduta dal giovane Simone Bortolazzo, che ha un solo obiettivo: unire la società, far comunità e creare un paese che funziona insieme, un paese unito. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. L'eccezionale ondata di maltempo che ha interessato il Veneto, questa volta ha risparmiato il bellunese. In provincia piove ininterrottamente da quasi 2 mesi, salvo qualche rara giornata di sole. Le forti precipitazioni che hanno interessato il territorio sin da martedì la scorsa notte hanno causato qualche allagamento di scantinato e garage, uno smottamento sulla Feltrina in località Carpen. Ieri sera ha costretto la chiusura della strada per consentire a Veneto Strade di rimuovere sassi e materiale fangoso dalla carreggiata. Il traffico è tornato regolare questa mattina alle 7, una trentina gli interventi dei vigili del fuoco, 2 di questi nel comune di Borgo Valbelluna per altrettante saette che hanno colpito 2 abitazioni. Un orso di passaggio in Val di Zoldo fa razzia in un apiario, distruggendolo e mangiando una quantità di miele quantificata, pensate, in circa 80 kg. Ecco quel che resta a Fornesighe dell'apiario di Renato Pancera, apicoltore, cugino del sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin. A 10 anni dall'ultimo assalto ad alveari e a miele, la notte scorsa, fra mercoledì e giovedì, un orso di passaggio ha distrutto tutti gli alveari, ha fatto scorpacciata di miele, favi e fogli di cera per un peso stimato in circa 80 kg. Ha ucciso 8 alveari all'inizio stagione, quando poi quelli non faranno più niente, quelli sono morti. Quegli alveari qua l'anno scorso hanno fatto 30 kg di media l'uno, quindi solo di mancato guadagno, 30 kg per 18, che io lo vendo a 18 euro, con miele di montagna, più l'alveare, più le api. Un danno ingentissimo, considerato che i nuclei di api superstiti su un conteggio stimato di 560.000 sono andati persi a causa del maltempo. Poi tutto il lavoro, ripristinare tutto, sono 2 giorni che sto raccogliendo api per terra. La precedente incursione del plantigrado a Fornesighe 10 anni fa. Era successo a fine stagione, no? Allora è diverso ancora.
però l'altra volta ne ha uccisi di più, molti di più. La polizia provinciale è intervenuta per un sopralluogo, sono state rilevate impronte e graffi sui telai dell'apiario riconducibili proprio a un orso. Gli agenti hanno posizionato alcune fototrappole sia nell'area dell'incursione che nella zona intorno per monitorare eventuali altri spostamenti. Si tratta comunque di un animale di passaggio, maschi in dispersione che vanno alla ricerca di nuovi territori e non è una novità. Nella notte fra l'8 e il 9 maggio scorsi una fototrappola a Casera Razzo, in comune di Vigo di Cadore, aveva immortalato proprio un esemplare in transito. In concomitanza con queste giornate di fioriture, la Polizia Provinciale raccomanda agli apicoltori di controllare quotidianamente gli apiari, specialmente quelli collocati in aree distanti dalle abitazioni. La sanità ora è la dottoressa Anna Maria De Pellegrin, la nuova direttrice dell'unità operativa complessa di medicina del San Martino di Belluno. È donna ed è bellunese la nuova primaria di medicina del San Martino di Belluno. La dottoressa Anna Maria De Pellegrin ha assunto l'incarico oggi dopo un percorso interno che l'ha vista da prima dirigente medica di medicina interna e poi dal 1° agosto del 2023 direttrice facente funzioni dell'unità operativa. Sono orgogliosa di aver ricevuto questo incarico per 2 motivi sostanzialmente, sia perché è stato dato ad una donna e questo veramente mi rende fiera perché sono bellunese e ritengo che nonostante la malattia non abbia età, non abbia razza, non abbia cittadinanza, però riuscire ad essere nella propria città e aiutare le persone con cui sei cresciuto penso sia importante. Nella sala riunioni della direzione medica la presentazione ufficiale della primaria e della sua equipe medica, 664 i ricoveri in medicina nel 2023 e un impegno diffuso negli ambulatori dedicati. C'è un'attività importante di tipo ambulatoriale con varie specialistiche, c'è la diabetologia, c'è l'endocrinologia, la medicina interna dove afferisce qualunque tipo di problematica, c'è l'ambulatorio del rischio vascolare e la diagnostica ecografica e c'è un ambulatorio forte di epatologia. Col commissario dell'azienda ULSS 1 dal Bene l'occasione per fare il punto sulla carenza di risorse umane, medici e infermieri in un contesto difficile e diffuso a livello nazionale. Il poter trovare e coprire queste caselle che sono appunto scoperte con professionalità che conoscono il territorio e quindi tra virgolette vogliono bene il territorio è assolutamente importante perché vuol dire avere persone molto fidelizzate. E poi il tema delle liste d'attesa, molto importante e sentito dall'utenza. Devo dire che noi abbiamo sempre cercato di applicare le normative sia nazionali che regionali e lo stiamo appunto facendo anche in questi giorni cercando di soddisfare quelle che sono le esigenze della nostra gente. La politica cittadina ora non è tardata ad arrivare la replica della Giunta ai rilievi di Insieme per Belluno Bene Comune che mercoledì hanno esposto un quadro di sintesi dell'azione amministrativa della squadra del sindaco Oscar De Pellegrin a partire dalle critiche sull'intitolazione del museo Fulcis. Non sarà il museo di Sebastiano Ricci ma il museo intitolato a Sebastiano Ricci, un artista importante per la città e la differenza è di sostanza, precisa il sindaco che si dice dispiaciuto dell'atteggiamento di un'opposizione snob radical chic, dedita a gettare fango più che a collaborare in modo costruttivo per la propria comunità. Sulle critiche mosse nei confronti della gestione della sicurezza ribatte l'assessore a Damiano, nulla di più falso e l'attività di prevenzione ne è dimostrazione lampante. Febbre da Giro d'Italia, ora in Alpago è tutto pronto per il lungo weekend di avvicinamento alla partenza della tappa, la penultima del Giro. Una settimana appena la partenza di tappa, la penultima del Giro d'Italia, la Alpago Bassano del Grappa con un percorso impegnativo, spettacolare e entusiasmante, decisivo per la corsa rosa e sale la febbre per il Giro sulle rive del lago di Santa Croce a Farra, la partenza alle 11:40 di sabato prossimo 25 maggio. Siamo tutti pronti, il paese è pronto, si sta già allestendo tutto in rosa e quindi vi aspettiamo tutti il 23, il 24 e il 25 maggio per questo importantissimo
nostro weekend intorno al Pago, assieme alla tappa e assieme a tutti quanti quelli che vogliono fare un po' di festa con noi. E sarà festa grande già da giovedì con lo spettacolo Pedalando e cantando nella storia di e con Marino Bartoletti in piazza Far, a seguire con la cena solidale con i prodotti del territorio. Venerdì la Notte Rosa sarà aperta dalla sfilata della banda e delle associazioni sportive a partire dalle 19, mentre alle 21 scatterà il Carovana Party. Per quell'occasione, per il giorno della partenza della tappa, il consiglio è quello di usare le piste ciclabili per raggiungere il centro del paese, anche se grazie a un accordo fra il Comune e Dolomiti Bus sarà garantito un servizio navetta dalla zona industriale di Paludi. Il giorno stesso della tappa, che è il 25 maggio, le strade interessate dalla tappa saranno chiuse 2 ore e mezza prima della partenza, che è prevista per le ore 11:40. E invece per il venerdì sera il centro di Farra sarà chiuso, ma oggi assieme a Dolomiti Bus abbiamo pensato a un servizio di navetta che porterà i turisti, gli ospiti e tutti coloro che vorranno partecipare alla grande festa della Notte Rosa, li porterà dalla zona industriale Paludi al centro di Farra. Nonostante i tempi non facili, spiega il presidente di Dolomiti Bus, noi abbiamo voluto esserci e ci siamo fatti in 4. Le difficoltà ci sono state, ma appunto, come ho detto prima, parafrasando la tappa del Giro, abbiamo fatto una bella scalata, ma stiamo vedendo la fine della salita e speriamo di andare anche in discesa. Il comitato della tappa, guidato da Enrico De Bona, ha organizzato anche la disponibilità di servizio taxi privati a prezzo agevolato. Facendo gli scongiuri in caso di maltempo, la Notte Rosa si svolgerà sotto il capannone in allestimento nella zona della palestra di Farra, mentre i locali si stanno attrezzando con mini dehors all'aperto. Ed ancora sport, il Belluno Volley saluta il direttore generale Franco D'Aredi, il coach che ha guidato la squadra delle ultime 2 stagioni di A3 Gianluca Colussi, e dà il benvenuto al nuovo tecnico Matteo De Cecco, assistente della nazionale slovena. Dopo un'annata vissuta in qualità di vice allenatore, la società del presidente Sandro Darold ha deciso di affidare al tecnico friulano il timone della prima squadra. L'entusiasmo c'è, non mancano neppure gli ingredienti, le prime parole di coach De Cecco, che sta pensando con il DS Alessandro Carniel alla formazione della nuova rosa che scenderà sul parquet nella stagione 24-25. Le aspettative sono elevate per una società che intende migliorarsi. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. La sigla subito dopo le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.